Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La nostra riflessione circa il disegno originario di Dio sulla coppia uomo-donna, dopo aver considerato le due narrazioni del libro della Genesi, si rivolge ora direttamente a Gesù. L'Evangelista Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, narra l'episodio delle nozze di Cana, a cui erano presenti la Vergine Maria e Gesù con i suoi primi discepoli. Gesù non solo partecipò a quel matrimonio, ma salvò la festa con un miracolo del vino. Dunque il primo dei suoi segni prodigiosi con cui egli rivela la sua gloria lo compì nel contesto di un matrimonio e fu un gesto di grande simpatia per quella nascente famiglia, sollecitato dalla premura materna di Maria. E questo ci fa ricordare il libro della Genesi, quando Dio finisce l'opera della creazione e fa il suo capolavoro. Il capolavoro è l'uomo e la donna. E qui Gesù incomincia proprio i suoi miracoli con questo capolavoro, in un matrimonio, in una festa di nozze, un uomo e una donna. E così Gesù ci insegna che il capolavoro della società è la famiglia, l'uomo e la donna che si amano. Questo è il capolavoro. Dai tempi delle nozze di Cana tante cose sono cambiate, ma quel segno di Cristo contiene un messaggio sempre valido. Oggi sembra non facile parlare del matrimonio come di una festa che si rinnova nel tempo, nelle diverse stagioni dell'intera vita dei coniugi. È un fatto che le persone che si sposano sono sempre di meno. Questo è un fatto. I giovani non vogliono sposarsi. In molti paesi aumenta invece il numero delle separazioni, mentre diminuisce il numero dei figli. La difficoltà a restare assieme, sia come coppia, sia come famiglia, porta a rompere i legami con sempre maggiore frequenza e rapidità. E proprio i figli sono i primi a portarne le conseguenze. Ma pensiamo che le prime vittime, le vittime più importanti, le vittime che soffrono di più in una separazione sono i figli. E se sperimenti fin da piccolo che il matrimonio è un legame a tempo determinato, inconsciamente per te sarà così. In effetti molti giovani sono portati a rinunciare al progetto stesso di un legame irrevocabile e di una famiglia duratura. Credo che dobbiamo riflettere con grande serietà sul perché tanti giovani non se la sentono di sposarsi
c'è questa cultura del provvisorio, tutto è provvisorio, sembra che tutto non può essere, non c'è qualcosa di definitivo. E questa perché i giovani non vogliono sposarsi è una delle preoccupazioni che emergono al giorno di oggi. Perché i giovani non si sposano? Perché spesso preferiscono una convivenza e tante volte a responsabilità limitata, perché molti, anche fra i battezzati, hanno poca fiducia nel matrimonio e nella famiglia. È importante cercare di capire se vogliamo che i giovani possano trovare la strada giusta da percorrere, perché non hanno fiducia nella famiglia. Le difficoltà non sono solo di carattere economico, sebbene questo siano davvero serie. Molti ritengono che il cambiamento avvenuto in questi ultimi decenni sia stato messo in moto dall'emancipazione della donna, ma nemmeno questo argomento è valido, ma questo è anche un'ingiuria, no, non è vero, è una forma di maschilismo che sempre vuole dominare la donna. E facciamo la brutta figura che ha fatto Adamo, quando Dio ha detto: ma perché hai mangiato la frutta? E lei me l'ha dato, e la colpa è della donna. Povera donna. Dobbiamo difendere le donne. In realtà quasi tutti gli uomini e le donne vorrebbero una sicurezza affettiva stabile, un matrimonio solido e una famiglia felice. La famiglia è in cima a tutti gli indici di gradimento fra i giovani, ma per paura di sbagliare molti non vogliono neppure pensarci. Pur essendo cristiani, non pensano al matrimonio sacramentale, segno unico e irripetibile dell'alleanza che diventa testimonianza della fede. Forse proprio questa paura di fallire è il più grande ostacolo a accogliere la parola di Cristo, che promette la sua grazia all'unione coniugale e alla famiglia. La testimonianza più persuasiva della benedizione del matrimonio cristiano è la vita buona degli sposi cristiani e della famiglia. Non c'è modo migliore per dire la bellezza del sacramento. Il matrimonio consacrato da Dio custodisce quel legame tra uomo e la donna che Dio ha benedetto fin dalla creazione del mondo ed è fonte di pace e di bene per l'intera vita coniugale e familiare. Per esempio, nei primi tempi del cristianesimo, questa grande dignità del legame tra uomo e la donna sconfisse un abuso ritenuto allora del tutto normale, ossia il diritto dei mariti di ripudiare le mogli, anche con i motivi più pretestuosi e umilianti. E il Vangelo della famiglia, il Vangelo proprio che annunzia questo sacramento, ha sconfitto questa cultura di repudio abituale. Il seme cristiano della radicale uguaglianza tra coniughi deve oggi portare nuovi frutti. La testimonianza della dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva proprio per questa via, la via della testimonianza che attrae
la via della reciprocità fra loro, della complementarietà fra loro. Per questo, come cristiani, dobbiamo diventare più esigenti a tale riguardo. Per esempio, sostenere con decisione il diritto all'uguale retribuzione per uguale lavoro. Perché le donne si dia per scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No, lo stesso diritto. La disparità è un puro scandalo. Nello stesso tempo, riconoscere come ricchezza sempre valida la maternità delle donne e la paternità degli uomini a beneficio soprattutto dei bambini. Ugualmente, la virtù dell'ospitalità delle famiglie cristiane riveste oggi un'importanza cruciale, specialmente nelle situazioni di povertà, di degrado e di violenza familiare. Cari fratelli e sorelle, non abbiamo paura di invitare Gesù alla festa di nozze e non abbiamo paura di invitare Gesù a casa nostra perché sia con noi e custodisca la famiglia. E anche la sua Madre Maria. I cristiani, quando si sposano nel Signore, vengono trasformati in un segno efficace dell'amore di Dio. I cristiani non si sposano solo per se stessi, si sposano nel Signore in favore di tutta la comunità dell'intera società. Di questa bella vocazione del matrimonio cristiano parlerò anche nella prossima catechesi. Grazie.